Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera dalla redazione del TG10, edizione del nostro telegiornale quasi interamente dedicata alle elezioni politiche che soprattutto in Calabria hanno visto il successo del Movimento 5 Stelle. In attesa della completezza dei dati che consentiranno di avere un quadro preciso della situazione, Anna Franchino riassume per noi i risultati definitivi con nomi e i volti degli eletti nei collegi uninominali. Un vero e proprio plebiscito in Calabria per il Movimento 5 Stelle. Fra Camera e Senato i grillini portano a casa 9 seggi, 3 su 4 al Senato e 6 su 8 alla Camera. I restanti eletti invece fanno parte delle fila del centrodestra. Delude in Calabria, così come nel resto del paese, la coalizione di centrosinistra. Come da tradizione al sud c'è stata la più alta quota di astensione alle urne. In Calabria infatti il 63,54% al Senato e il 63,65% alla Camera. Ma vediamo nello specifico come è andata nei collegi uninominali della Calabria. Nicola Morra viene riconfermato senatore con il 48,9% per i 5 Stelle. Insieme a lui pentastellati Gelsomina Vono con il 39,2% e Margherita Corrado con il 51,3%. Per la coalizione di centrodestra invece Marco Siclari ottiene il 39,6%. Federica Dieni con il 34,5% viene eletta alla Camera dei Deputati per il partito di Di Maio, Massimo Misiti col 45,7%, Elisabetta Barbuto col 51,6%, Cannizzaro il 42,4%. Francesco Sapia col 50,1% e Anna Laura Orrico con il 51,9%. Giuseppe D'Ippolito con il 45,5%. Per il centrodestra invece Wanda Ferro ottiene il 35,8%. E durante la lunga non stop condotta dal nostro direttore Attilio Sabato avete avuto modo di ascoltare le voci dei protagonisti dei diversi schieramenti. Abbiamo raccolto per voi alcuni stralci delle interviste rilasciate durante i collegamenti da Laura Ferrari, Aurore Santelli, Fulvia Caligiuri e Antonio Viscomi. Sentiamo. È stata una vittoria fantastica, anche in quei collegi che sembravano più difficili siamo riusciti a mandare a casa veramente vecchi politici che ci riproponevano di dinastia in dinastia, di generazione in generazione, sempre i soliti volti e i soliti nomi. Siamo stracontenti, l'avevamo già testato durante la campagna elettorale, un grandissimo sostegno da parte dei cittadini ed eravamo molto fiduciosi. E poi devo dire che con i risultati di oggi ci siamo svegliati con più del 43% su base regionale. In alcuni collegi come Cosenza, come Crotone abbiamo superato il 51%, su Castrovillari abbiamo mandato a casa Gentile, sulla Costa Ionica, Corigliano abbiamo mandato a casa Rapani e Aiello, nonostante Oliverio si sia giocato il tutto per tutto nell'ultimo mese promettendo qualsiasi cosa, quindi sì, siamo veramente soddisfatti. Sì, comincia la Terza Repubblica, una Repubblica fondata veramente sui temi, sul programma, perché ciò che ci è stato detto durante questa campagna elettorale, quando parlavamo con i cittadini, è che è un voto che guarda al passato, nel senso guarda tutto ciò che è stato fatto finora dal Movimento 5 Stelle, quindi si guarda al futuro sulla base della coerenza, della concretezza dei programmi e dei contenuti portati avanti dal Movimento 5 Stelle. Quindi noi guardiamo al futuro, vogliamo garantire un governo a questo Paese, siamo aperti a tutti quei partiti che vorranno discutere di tematiche e dei contenuti che noi abbiamo messo sul tavolo con il nostro programma. Ma era abbastanza preventivato la vittoria straripante di 5 Stelle nel Sud. Non mi aspettavo a livello nazionale questo dato di Forza Italia, me lo aspettavo oggettivamente più in alto. E per quanto riguarda specificamente la Calabria, oggettivamente insomma, il dato del 22% è un dato che
che posso considerare soddisfacente, considerato anche che al momento, e credo che ormai definitivo il dato, è la percentuale più alta comunque di Forza Italia in tutto il Paese. Nell'area del Cosentino siamo al 20,5%. Quindi tutto sommato questo era quello che ci si aspettava, anche perché sostanzialmente i 5 Stelle erano già considerati ampiamente molto forti nel Cosentino. Probabilmente mi aspettavo, ad essere onesta, qualcosa di diverso sul collegio camerale di Catanzaro e su quello senatoriale di Catanzaro-Vibo, però devo anche sottolineare la strepitosa performance di Peppe Mangiolavori, che al Senato a Vibo Valentia è arrivato al 40%. Io prima di tutto vorrei ringraziare i 60.000 e più persone che mi hanno dato fiducia, e questo per me è un bellissimo risultato. E poi naturalmente c'è da evidenziare il dato di Forza Italia, che ha mantenuto il livello più alto in tutta la nazione, quindi intorno al 21% rispetto alle altre medie, quindi una regione Calabria che fa registrare un dato veramente importante. Per il resto pian piano dobbiamo fare le altre analisi, sicuramente un'esplosione del Movimento 5 Stelle, una caduta del PD che non ci ha aiutato, perché la fuga dal PD è andata verso il Movimento 5 Stelle, però pian piano faremo tutte le analisi del caso. Al di là però di questo punto della traduzione dei numeri in seggi, rimane un problema di fondo, che ora è necessario ripartire, e io credo che bisogna ripartire dal patrimonio di esperienze, di competenze, di passione e di emozioni del Partito Democratico, quel patrimonio che mi è stato possibile incontrare in questa campagna elettorale breve ma intensa, che è stata caratterizzata, almeno per quanto mi riguarda, dall'ascolto delle persone, di una Calabria spesso non conosciuta o non riconosciuta come presente. E devo dire la verità che in tutto questo mese di campagna elettorale le persone hanno chiesto, hanno invocato una riscoperta della politica, intesa con la P maiuscola, come luogo di discussione, come luogo di riflessione, di costruzione di politiche pubbliche adeguate ai bisogni. Aprire i circoli per me significa questo, no? Quello che ho detto fin dall'inizio della mia campagna elettorale: aprire le porte e le finestre del partito e dello spazio politico in genere, perché altrimenti non si riesce a spiegare questo virata a destra del Paese semplicemente come una sconfitta del Partito Democratico. È una lettura secondo me molto riduttiva, forse va ragionato un po' di più, perché è veramente forte quello che è successo e sembra quasi un cambio di paradigma nella cultura di questo Paese. Dicevamo dell'affermazione del Movimento 5 Stelle sul territorio regionale, c'è però nel Reggino una situazione diversa, vediamo. Tsunami 5 Stelle in tutta la regione, tranne Reggio Calabria e provincia, territori che evidenziano nettamente un dato in controtendenza. Nella città dello Stretto, nella piana di Gioia Tauro e nella Locride, infatti, il centrodestra mantiene il vantaggio e resiste all'avanzata pentastellata. Lo confermano in primis le elezioni, peraltro ampiamente previste e annunciate da giorni, di Cannizzaro alla Camera e Siclari al Senato. Sono loro i primi due ad avere avuto la certezza che entreranno in Parlamento. Erano dati per sicuri alle prime ore di questa giornata, e intorno alle 6 Cannizzaro veniva definito un quasi eletto. Ovviamente per il resto dei candidati, in ragione della complessità del sistema previsto dalla legge elettorale, bisogna attendere, ma sembra certo che Antonio Ferreri, candidato al Senato per Forza Nuova, non sarà eletto. Lo stesso si può dire per Valore Umano, che vedeva tra i candidati il sidernese Antonio Cutugno. Male anche Liberi e Uguali, dove un'altra sidernese, consigliere comunale nella città ionica, Rita Commisso, era candidata per la Camera. E anche Pietro Sergi, sempre di Liberi e Uguali, candidato al Senato, non ce l'ha fatta. Una grande delusione, ma già in nottata, quando sono arrivati i dati relativi ai votanti nella sua zona di origine natile di Careri, il dato relativo all'astensione era molto alto, e questo faceva presagire una debacle che poi ha colpito l'intero partito. Restiamo alla politica, ma ci spingiamo oltre, pensiamo alle regionali, perché è ufficiale: Mario Occhiuto correrà per le regionali in Calabria. È stato lo stesso sindaco di Cosenza a confermare le indiscrezioni. Interpreto ha detto la volontà di cambiamento dei calabresi partendo dal modello Cosenza. Sentiamo.
La decisione l'ha ufficializzata nel corso della nostra diretta elettorale il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, nel prendere atto della volontà di cambiamento dei calabresi. Questo, quanto emerso dalle urne, ha annunciato che correrà per la regione. Mancano ancora 2 anni, ma la strategia da mettere in atto è chiara. Per il primo cittadino si parte dal modello Cosenza. Mi sono impegnato per questa città per 7 anni, vorrei impegnarmi per il cambiamento. Se ci saranno le condizioni, io penso che si deve partire al di fuori dai partiti, questo l'ho sempre detto anche prima, come ho fatto con la città, con Cosenza, dove noi lì abbiamo preso il 60% circa perché ero contro tutti, in realtà ho rappresentato io il cambiamento, cosa che poi abbiamo realizzato, quindi non abbiamo tradito la fiducia neanche in quel caso, cioè noi avevamo tutti contro, tutti quelli del PD, quelli che erano primi in Forza Italia, quelli che erano gli altri partiti, eccetera, e qui i 5 Stelle, poi il cambiamento, che è un voto giusto, appunto, si è diversato su di noi. Ricordo che i 5 Stelle qualche anno prima alla politica a Cosenza aveva avuto un plebiscito anche circa il 35%, mi ricordo. Al comune poi ebbe meno del 2-3%, preso il consigliere comunale, quindi io credo che sia giusto il cambiamento. Poi è interpretato, credo che noi a Cosenza lo abbiamo fatto, quindi alla luce di questo adesso mi sentirò con gli amici e penso appunto di dire che potrò intraprendere questa battaglia. Voltiamo pagina, la cronaca: incidente mortale nella tarda serata di ieri sulla statale 107 Silana Crotonese. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Crocetta. Sentiamo. Hanno tentato di rianimarlo, ma non ce l'ha fatta. Michele Mazzuca, 35enne di Cosenza, è lui la vittima del grave incidente avvenuto ieri sera intorno alle 20:30 sulla statale 107 Silana Crotonese, all'interno della galleria della Crocetta. Viaggiava a bordo di una Mercedes Coupé quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso l'altra corsia, urtando violentemente una Ford Fiesta che viaggiava in senso opposto. Nell'incidente, che ha coinvolto altre 2 autovetture, sono rimasti feriti 2 fratelli. Più grave il conducente dell'utilitaria, sarebbe rimasta illesa invece la donna che viaggiava insieme alla vittima. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi, oltre ad una pattuglia della Polizia Stradale di Cosenza e 2 squadre dei Vigili del Fuoco di Paola e Cosenza, che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre i feriti dalle lamiere della Ford Fiesta coinvolta nell'incidente. La statale è rimasta bloccata per ore, i 2 feriti sono stati trasportati con l'ambulanza all'ospedale di Cosenza. Purtroppo nulla da fare per Michele Mazzuca, molto conosciuto in città. C'è sgomento ed incredulità per una vita spezzata così tragicamente. Altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi, vediamo. È morto durante il trasporto in ospedale a Vibo Valentia Bruno Lazzaro, il 27enne colpito da una coltellata all'addome che gli è stata fatale ieri sera a Sorianello. Il fatto è avvenuto in una zona non molto distante dal centro abitato, nell'entroterra vibonese. Il giovane era il nipote di un 46enne ucciso lo scorso giugno. I contorni dell'omicidio sono ancora tutt'altro che definiti. I carabinieri della compagnia di Serra San Bruno non tralasciano nessuna pista. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, sarebbe stato lo stesso 27enne a lanciare l'allarme dopo l'accoltellamento. Alcuni testimoni inoltre avrebbero riferito agli inquirenti di una lite avuta da Lazzaro con alcuni cittadini rumeni che vivono in zona, ma la pista è tutta da verificare. Aggredisce con una mazza da baseball l'ex marito della convivente, arrestato dalla Polizia di Stato a Catanzaro un uomo di 34 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali volontarie aggravate. L'arresto ha fatto seguito ad un intervento del personale della squadra volante. I poliziotti hanno soccorso la vittima, ferito alla testa e col volto insanguinato. Anche l'attuale convivente dell'aggressore era stata colpita con la mazza da baseball. Per il responsabile è scattato l'arresto in flagranza di reato ed è stato posto ai domiciliari. Un immobile con annessi garage e cantina, buoni postali fruttiferi per un valore di 10.000 euro e 2 auto sono state confiscate dalla polizia di Reggio Emilia, coordinata dalla DDA di Bologna, nei confronti di Antonio Floro Vito, imputato nel maxi processo Emilia. L'uomo, genero di Francesco Lamanna, è già detenuto con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Tribunale di Reggio ha disposto la sorveglianza speciale, 5 anni.
Maltempo che imperversa in Calabria, soprattutto sul settore tirrenico. Vediamo le previsioni per le prossime ore con gli esperti di Meteo in Calabria. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Come abbiamo annunciato già nei nostri precedenti appuntamenti, si sono attivate correnti occidentali di origine atlantica che penetrano dalla penisola iberica fino al Mediterraneo centrale. Si alterneranno quindi fasi di spiccata variabilità ad altre perturbate. Questo andamento si avvertirà maggiormente sui settori più esposti della nostra regione, in particolare quindi sui versanti tirrenici. Proprio su queste aree nei prossimi 2 giorni tornerà a cadere la pioggia, localmente anche in modo abbondante. Per oggi nuvoloso molto nuvoloso al mattino sui settori tirrenici, specie del Cosentino, con piogge e rovesci sparsi, irregolarmente nuvoloso altrove. Le precipitazioni risulteranno a tratti nevose sulle cime più alte di Pollino, Orso Marso e Sila. Nel corso della giornata si instaurerà ovunque una spiccata variabilità a tratti instabile, sempre sui versanti tirrenici, mentre si faranno largo ampie schiarite sui settori ionici centro-meridionali. Temperature in diminuzione dal pomeriggio sera. Domani nuvoloso o molto nuvoloso sui settori tirrenici, specie del Cosentino, con piogge e rovesci localmente anche di forte intensità sulla catena costiera e i monti dell'Orso Marso. Piogge moderate anche sull'Ametino ed Istmo di Catanzaro. Le precipitazioni risulteranno a tratti nevose su Pollino, Orso Marso e Sila a quote oscillanti tra 1.400 e 1.600 metri. Andrà meglio su Cosentino Ionico, Vibonese e Trigino Tirrenico, con piogge tra deboli e moderate, alternate a schiarite nel corso della giornata. Parzialmente nuvoloso con scarsa possibilità di fenomeni sui settori ionici del Crotonese, del Basso Catanzarese e del Reggino. Temperature in ulteriore lieve calo sui versanti tirrenici, stazionari altrove. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Per oggi avremo venti tra moderati e forti dai quadranti occidentali sul Tirreno con mare tra molto mosso ed agitato. Lo Ionio risulterà tra mosso e molto mosso ovunque, sotto venti moderati da ribeccio. Domani ancora venti forti dai quadranti occidentali sul Tirreno con mare agitato. Lo Ionio risulterà molto mosso, sotto venti tra moderati e forti da ribeccio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci, buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.